il blocco navale europeo. Noi con le nazioni europee e con l'accordo con le nazioni africane dobbiamo bloccare gli scafisti. Questa è la regola numero 1. Per troppo tempo gli scafisti sono stati tollerati, con noi tolleranza doppio zero, come direbbe il buon Gentilini. La citazione in terra trevigiana, in occasione del raduno tricolore a Ponte di Piave, sembra tutt'altro che casuale nei giorni in cui si attende di capire dove l'esecutivo Meloni insedierà il CPR per il Veneto. L'incognita resta, anche se i criteri già individuati permettono forse di escludere dei territori. No, non si sa già dove, è oggetto di valutazione naturalmente, i criteri saranno quelli della facile accessibilità, del contenimento facile, cioè della facilità di poter controllare e soprattutto del fatto che siano zone poco abitate, quindi per non creare disagi alla popolazione. Queste le regole generali, con lo stesso De Carlo che escluderebbe dalla lista alcune località già meta di accoglienza, sia presente che passata, Cona, Conetta, ex caserma Serena, Treviso Caser e Zanusso Oderzo, alcuni nomi. Credo che siano località che hanno già dato sotto questo aspetto e che abbiano già pagato un prezzo altissimo durante la precedente gestione dei migranti. Nella serata di Ponte di Piave, inevitabile poi parlare di alleanze in un centrodestra scosso da tensioni con la fuga dei leghisti verso altri lidi, la presenza sul pratone a Pontida dei tre big Marcato, Bottacin, Caner non spegne le voci di passaggi. L'ultima ipotesi, Bottacin in Fratelli d'Italia, per De Carlo fantapolitica. Giampaolo ha una storia di leghismo militante da sempre, non è uno che fa i salti delle cavallette da un partito all'altro, lo dimostra la sua storia, per cui non credo che ci sia questa possibilità. A Ponte di Piave, tra bighe militanti, si guarda la tornata elettorale di primavera e tra i supporter d'eccezione c'è anche l'ex campione di ciclismo Moreno Argentin. La van der Leyen è già venuta giù anche a Lampedusa, quindi evidentemente noi da soli non ce la possiamo fare, dobbiamo per forza trovare sostegno e appoggio.